Iniziano gli ultimi 80 decisivi minuti della stagione di Itria e Mestre Fenice in campo per il play-out. La gara d'andata si disputa a Fasano. Ruzanè scarica ancora, Buia, spazio, calcio, Palazzo, palla ancora buona, Ruzanè la rimette dentro e a porta quasi vuota, Petri incredibilmente la mette fuori. Può partire il contropiede del Mestre Fenice, Mazzon punta la porta, Mazzon tocca la palla e Cullani la mette fuori a porta vuota. Pressione da parte di Ricci. Ancora Cullani, dribbling, Cullani con l'esterno destro e Mazzon da pochi passi deposita sul fondo. Ripartire Mazzon col sinistro, sfiora il palo. La Domada cerca un varco per andare verso la porta, si allarga, cerca di incrociare De Edoardo, mette il corner. Play out delicatissimo, Moscoso con il destro, ancora Palazzo, la palla rimane lì e stavolta a porta vuota. Ruzanè non può sbagliare, arriva l'1-0 del Mestre Fenice dopo 10 minuti e 4 secondi. Palla che torna da Vailati. In avanti, palla controllata da Galliani. Scarico sulla sinistra, Mazzon, secondo palo dove c'è Cullani che trova il raddoppio del Mestre Fenice dopo 15 minuti. Rimessa laterale per Galliani. Mazzon ci prova, colpisce il palo. Rischia di perdere il pallone, Petri glielo porta via, ancora Petri sulla destra, la palla è rimasta in campo, Semeraro con un'autostrada davanti, Ferri dall'altra parte, Semeraro calcio ed Edoardo fa una grandissima parata. Petri pressato da D'Aversa, foppa col sinistro, dimezza lo svantaggio dell'Itria, approfitta del pallone rimasto vagante, fa 1-2 a poco più di un minuto dalla fine del primo tempo. Mazzon ci prova col sinistro, secondo palo di giornata per lui. Un'occhiata in profondità, va dalla Domada sulla sinistra che cerca di prendere posizione, gran giocata, la Domada, calcia in porta e pareggia i conti Alessandro La Domada, e 2-2 tra Itria e Mestre Fenice. 5:47 da giocare. Bruno per Ferri, sinistro! Alto di poco con tocco di Edoardo. Va Ruzanè, Palazzo para per il boato del Palasport di Fasano. Numero di La Domada, attacca la tre quarti offensiva, La Domada attraversa. Finisce 2-2 tra Itria e Mestre Fenice, tutto rimandato alla sfida di ritorno tra 7 giorni.